Ciao cari veneti, settimana passata ho parlato con due persone, credo che aveva circa di 20 anni, giovani così, ma non è una differenza tanto grande da me perché ho 28. Beh, avevamo ciacola un fia e arriva una ora che il mega detto che la società non era buona perché la è massa vecchi e i vecchi si preconceituosi e tutto quello discorso che quei che non ha quasi niente su per la testa, i fa sempre, sempre, revele senza causa, sapevo cosa che l'è. Allora, godito per lui quello che so, che quello posto di lui è meglio di quello dove sono mi, perché là ancora gli fa un bel lavoro che la questione è la preservazione della cultura veneta. Così mi ha detto, ma non credo mi che la cultura italiana bisogna essere tenesta. Qua dice italiano, sì, dice italiano perché noi conosciamo anche questo, la storia della Serenissima. Beh, ovvio che go difendesto la mia opinione e marcatamente la lingua veneta e anche qua lui iga pisa fuori del Pisarol. Iga detto che non bisogna tenere la lingua veneta. E perché iga detto una frasconata così? Perché i giovani di Diancoi è frutto di una malattia che tutti noi altri sappiamo il suo nome, globalizzazione. Sì, proprio così, globalizzazione. Allora, lui pensa che bisogniamo di una cultura sola, di una lingua sola, e mi pare che l'inglese e che è quello che è di origine di tutte le altre nazioni del mondo non bisogna essere preservati. Figurarsi. Sono specialista in grammatica della lingua portoghese, allora ti puoi immaginare cosa che ho pensato di quei bauconi. Bene, sì, è un pensiero stupido sicuramente, una roba di ignorante, ma questo è il fenomeno della globalizzazione. È proprio così che possiamo tradurre con la parola schiavitù cultural. Schiavitù cultural. Allora, il mio consiglio è desmentire questa roba di globalizzazione se non ti vuole essere un poro schiavo culturale e ciapa la tua cultura, la tua lingua, impara la tua lingua, la tua cultura. Fa come me, la mia famiglia tutti parlano veneto, ma nessuno voleva insegnarmi perché i veneti qua hanno soffrito repressione e dopo mi pare mia madre aveva paura che in tella scuola sarebbe più difficile per me imparare il portoghese. Una roba sbaglia sicuramente, ma non interessa perché dopo de grande vuoi imparare veneto della medesima maniera. Ancora abbiamo l'internet e ti può catar fuori un mucchio di robe che ti aiuterà a imparare la lingua. E ricordate, globalizzazione è la causa della nostra morte.